Euroregione.news. Sono 27, tra bozzetti, studi ed opere finite, i dipinti di Giovanni Moro che si possono ammirare gratuitamente fino al 19 ottobre a Palazzo Antonini Stringer, nella sala mostre della Fondazione Friuli a Udine, allestita in collaborazione con il Centro Friulano Arti Plastiche. Le opere esposte nella mostra Il colore della nostalgia nella tavolozza di Giovanni Moro sono state donate alla Fondazione dalla nipote dell'artista Maria Teresa Savio Hook e da una dei figli dei cugini, Nicoletta Rossi Beltrame. La maggior parte dei lavori torna in Friuli dall'Australia e la donazione degli eredi nasce dalla loro generosità e dal desiderio che l'arte venga condivisa. Un atto d'amore per le proprie radici, ha commentato il presidente della Fondazione Friuli Bruno Malattia, che Giovanni Moro ha trasmesso anche ai suoi discendenti. Una donna friulana che abita lontano, nell'altra parte del mondo, in Australia, ma che è rimasta affezionata alla sua terra, ha pensato di donare i quadri che aveva portato con sé per il sentimento, per il patrimonio che rappresentavano della sua famiglia, insomma, delle sue tradizioni. Se ne è voluta privare perché restassero in Friuli, anche dopo la sua morte. Quindi devo dire che le donne friulane sono meravigliose e non mancano mai di stupire. A questo, che io considero un atto d'amore, si è aggiunta poi anche la dottoressa Nicoletta Beltrame e suo fratello, che è qui presente e io ringrazio, che a loro volta hanno voluto donare alla fondazione perché li custodisse dei quadri che ornavano la loro casa, quindi anche loro si sono privati di un bene prezioso. Siamo alle soglie dell'avanguardia perché sapete benissimo che gli anni 20-30 sono stati decisivi, no? Per un passaggio di consegne e un cambio di ruolo. Giovanni Moro ha illustrato la storica dell'arte Isabella Reale, che è anche componente dell'organo di indirizzo della Fondazione Friuli. Fu una figura costante e apprezzata nelle mostre allestite in Friuli durante gli anni '20. La sua attività fu particolarmente intensa nelle chiese ricostruite dopo la Grande Guerra. Oltre a distinguersi nell'arte sacra, Moro fu anche un apprezzato paesaggista. Il suo lavoro contribuì in modo significativo a creare un nuovo immaginario dell'alta quota, esplorando e narrando per la prima volta i paesi e i panorami tra Sappada e la sua Carnia natale. Nato a Ligosullo nel 1877, Giovanni Moro fu il terzogenito di una famiglia di 12 figli, sviluppando sin dalla tenera età una spiccata passione per il disegno. La sua attività si colloca tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, prevalentemente all'interno dei confini dell'impero austro-ungarico. Ho l'opportunità, in occasione di questo episodio che è abbastanza singolare, e che merita di essere celebrato anche nel luogo di nascita di Giovanni Moro, che il comune si facesse parte di Vigente assieme alla fondazione, perché nella casa di Giovanni Moro, che ancora sta in piedi, il terremoto non l'ha toccata, venisse posta una targa per ricordare che lì è nato questo pittore. Sia prima che dopo la Grande Guerra, Moro si dedicò alla realizzazione di numerose pale d'altare. Adottò uno stile caratterizzato da un autorismo fluido, arricchito da riferimenti neosettecenteschi. Il nucleo più intimo nel lavoro di Moro, che rivela la sua ispirazione religiosa e il sentimento del paesaggio, è ben testimoniato dalla donazione effettuata dalle sue eredi. Per molti anni Giovanni Moro visse a Udine, dove allestì il proprio laboratorio. Morì improvvisamente nel 1949. I saluti del Centro Friulano Arti Plastiche sono stati portati da Bernardino Pittino, che ha ringraziato la Fondazione Friuli per aver concesso in gestione i prestigiosi spazi al piano terra del palazzo, dove continuamente si rinnovano le mostre. Quest'anno saranno ben 18. L'obiettivo è restituire visibilità e valore ai numerosi talenti artistici friulani. Così, dopo le esposizioni dedicate a Baldan e Biban, ora è il turno di Moro e dentro fine anno ci saranno quelle dedicate a Mitri e Dora Bassi.
La mostra di Giovanni Moro è visitabile gratuitamente fino al 19 ottobre, il venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, la domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 19.30.